Signore e signori, oggi Sicilia Coremio è ospite in provincia di Enna, Nissoria, e siamo qui in questa bellissima tenuta a presentare il padrone di casa, che è il signor Ciccio, che ci decanterà una razionedda. Vi chiederete cos'è questa razionedda? Lo chiederemo proprio a lui. Signore e signori, o signor Ciccio. Grazie. Sono Ciccio San Filippo e sono da Leonforte. Siccome a Leonforte abbiamo la tradizione di fare un San Giuseppe per millenni di tempo è sempre stata quella la tradizione. Ti venne tante di queste preghiere, perché in da vita ci sono tanti misteri. Ma la gente a parlare a via timore. Ma voi siete sempre un santo pieno d'amore. San Giuseppozzo se niente di paese. A stagliare panne e mille cose. La sana rosa scolorita fritta, ieri 7 mesi la trovai incinta. Oh, se avessi una spada lucente, di notte e notte le sa ammazzare. Calo un angelo dello cielo e ce lo disse, Giuseppe, non t'addannare, che tu fa fare, che c'è la mano dello Redentore e a mano t'asciorere lo bastone. Lo bambinello nasceva un udoleddo, sazzarono vero e ci fecero un pannezziello. O San Giuseppozzo un meateddo, con il suo figlio un fasciato e birdo. San Giuseppozzo quando siete birdo? Quando tenete un nazzo bambinello e siete un santo valoroso, per davvero siete miracolosi. E di miracoli ne facete tanti, perché vi viene a piedi tutta la gente? Lo venere di Marzo è ralioso, pigliare il nostro Dio in paradiso. Li chiova a pensare al lato ioso, la lancia ambietta e il suo corpo affeso. San Giovannozzo si veste confuso, dicendo frate mio con ne ci ha messo. Ne ci ha messo lo padre amoroso per avere la bontà do padareso. De luni si comincia lo rinchiante di chiante e canta la settimana scura. Lo martedì lo passi alle cante, lo mercoledì la Santa Quarantana. Lo giovane di legno la campana, lo venne ripigliare a Gesù Santo. Lo sabato Maria spermalomando, la domenica Gesù Cristo in cielo torna. Auguri a San Giuseppe. Auguri, bravo! Grazie. Pippino, auguri San Giuseppe. Voi ammiro il popolo italiano, le vostre tradizioni e sono felice di vivere qui e oggi stare fra di voi. E grazie mille. Grazie a voi. Voglio dire una sola cosa ancora, e che sia veramente un San Giuseppe all'insegna della benedizione di Dio, del cielo, di ognuno di noi. Allora, signore e signori, questo è un momento veramente eccezionale, di forte sensibilizzazione. Io chiedo a voi la massima attenzione. Un'altra rima, applauso. Un'altra rima, applauso. Allora, io mi sento di essere, ma che dico a Sanremo? Ma che dico alla Scala di Milano? Ma che dico al coro antoniano? Applauso! Siamo semplicemente in Sicilia, col nostro Mungibello alle spalle, con tutto ciò che di più bello il mondo ci invidia e con questa bellissima famiglia che è veramente uno spettacolo divino. Signore e signori, a voi San Giuseppe, cantata da loro! San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Aprimo un vagima croce può mangiare. Oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. Grazie! Signori, buonasera. È Sicilia Coremio che vi saluta dal paese di Leonforte. Stiamo festeggiando la festa di San Giuseppe e vediamo dei miracoli della natura trasformarsi in opere d'arte, come il pane con delle forme eccezionali, dei dolci,
dal gusto dolcissimo, appunto, la frutta, dal sacrificio e il sudore dei nostri padri, e poi dalla religione di San Giuseppe, colui che guarda, benedice e soprattutto indica la strada per gli uomini di buona volontà. Vorrei qui vicino a me, vieni carissimo amico nostro, colui che ci parlerà. E devi parlare tu, perché solamente una persona che la vive, come la vivi tu, come la vivete voi, può veramente descrivere l'immensità di questo momento, l'eternità. Prima vorrei un applauso a San Giuseppe, signori. Ovviamente la padrona di casa, se non chiedo tanto, la vorrei vicino a me, se è possibile. La voglio presentare insieme a voi. Vorrei che la camera agevolasse il video. Vorrei che agevolasse il video verso la padrona di casa, e se non ha nulla in contrario, insieme al marito, dare i loro nomi. Angela Pedalino. Lo passerò Angela. Un applauso. Tutto meritato. Per favore, ritorna qui con la tua emozione, che veramente è visibilissimo. Io vorrei lasciarti il microfono. Tu sei pratico ormai di microfono. Ti vorrei lasciare il microfono e ti vorrei in mezzo ai padroni di casa. Desidero che qualcuno di voi mi spieghi cosa in effetti avete realizzato. Come si chiama nel nostro dialetto, nel vostro dialetto, nel dialetto siciliano, come si chiama in effetti questa grande opera d'arte? Prego signora, lei la parola, e poi magari passiamo rimani vicino ai signori. Portate il microfono, lo mette vicino, così. Allora, abbiamo fatto le tavolate di San Giuseppe, insieme con il pane, tutto lavorato, con le cordure, Gesù, Me indichi cosa? le cordure, Questa è una forma, Gesù, Maria e Giuseppe. Ah, bene. Bene. Così. Poi insieme con tutti i nostri dolci che abbiamo Tavola fatto. imbandita, chiamiamola così. C'è un qualcosa, c'è un po' di tutto, tra cui c'è un dolce che prende la forma di un bellissimo libro che potremmo definirlo il Sacro Libro di San Giuseppe. Così, mi è venuta così questa idea. Mi è venuta proprio così questa idea di chiamarlo così. E quello non è altro che un dolce. Ma lo mangerete questo dolce, signori? Domani Mangerete questo dolce. Benissimo. E allora poi si condivide tutto con le declami, come si fa in queste bellissime occasioni, una bella poesia dedicata a San Giuseppe. Prego. Io sono Ciccio San Filippo, mi presento, sono da Leonforte, e sempre come ogni anno recito delle poesie di tanto tempo passato, che ora ce ne sono poche che le recitiamo, dette razionelle. Ascoltate con un po' di silenzio, che si devono... Venga qui, al lato di Ciccio. Di San Giuseppe a Leonforte siamo credenti. E perché sto da mangiare a tutta la gente? E di sto bene di Dio non si perde niente. E di mestiere facevo falegname, perché aveva una famiglia di campare. Alla messa si ci va per pregare, perché tanti miracoli potete fare. E di miracoli ne facete tanti, perché sto bene appresso tutta la gente. San Giuseppuzzo se niente di paese, a stagliare panne e mille cose. La sana rosa scolorita fritta, e di 7 mesi la trovai incinta. Ah, se avessi una spada lucente, di notte e notte le sta ammazzare. Che un angelo del cielo e ce lo desse, Giuseppe, non ti dannare, che tu fa fare, che c'è la mano dello Redentore, e a mano ti asciurere lo bastone. Lo bambinello nascevano doletto, sciazzaro vele e ci fecero un pannezziello. O San Giuseppuzzo, quando siete biello, quando tenete in mano il bambinello, e siete un santo valoroso, siete davvero miracoloso, e di miracoli ne facete tanti, perché si viene appresso tutta la gente. San Giuseppuzzo si San Mattino,
con l'intenzione di serrare lo travo. Si piglia lascia la serra e lo filo e lo suo santo figlio per le mani. Oh padre quando mangeremo? Cammina figlio qua strada ne avemo. Quando arriviamo in Ragnardino, prima ne facciamo la croce e poi mangiamo. E ci consala naca all'arboleto, per sentire lo canto della cierdo. Passare 3 viste da dentro, ma vedo quando figlio Maria quando è biedo. A giorno santo venere il mattino, la bella madre si è messa in cammino. Per via ci incontrare San Giovanni, o madre santo non è caete. Vai cercando lo mio santo figlio, capite giorno e 3 notti con lo suo. Vai nelle porte di Pilato, che lo troverete incatenato. Tubbi quello porticato saresti spintolata di mia madre. O mamma vi dicete meglio di venni che lo mio corpo è la croce capenne. Maria la piglia la strada nuova, aperta la trovare la ferreria. O ferreria che facete a stura, faccio le chiove del nostro Signore e facete le corte fine che hanno a picciare carnozze di vene. Risponde lo curranno fariseo, le chiove le facciamo lunghe e rosse che hanno a picciare carnazze pavane. Maria quando non si può parlare, fece scurare lo sole e la luna. L'acqua del mare è diventata uoglio, chiamatemi Giovanni che lo voglio. Chiamatemi Giovanni che lo voglio quando mi ha chiuso a ciangere il figlio. Lo vennere di Marzo glorioso, pigliare il nostro Dio in paradiso. Li chiova a ciapezzare al lato ioso, la lancia in pietta e lo suo corpo affeso. San Giovannuzzo si veste confuso, dicendo fratello mio con non ci ha messo, e non ci ha messo lo padre amoroso, per avere la bontà dopo parareso. Di luna si comincia lo rinchiante, di chianta e chianta la settimana scura. Lo martedì lo passi alle campi, lo mercoledì la Santa Quarantana. Lo io venne di legno la campana, lo venne di pigliare a Gesù Santo. Lo sabato Maria spermalomando, la domenica Gesù Cristo lo torna. Auguri a San Giuseppe e patrona di casa, a queste registe e a tutte di vero cuore. Auguri. Allora io desidero e ci tengo veramente. Desidero e ci tengo veramente a ringraziare in primis i padroni di casa che ci hanno accolti veramente in una maniera molto bella e molto affettuosa. Secondariamente desidero ovviamente ringraziare il signor Ciccio, che è il nostro trade union, potremmo dire, è il nostro veramente amico degli amici, che ci ha fatto conoscere queste persone splendide. E nel frattempo io desidero spiegare a chi non lo sapesse che è tradizione di San Giuseppe qui in Sicilia e soprattutto in questa zona, per un paio di giorni fare il giro delle case. Ogni casa la si trova sempre piena di amici e parenti, pronti sempre ad aiutarsi tra di loro per ospitare altri amici e altri parenti. E tutti loro sono così bravi nel darsi veramente da fare per mostrare alla gente e a quanti veramente possono applaudire le loro maestrie, a fare trovare loro quest'opera di Dio, veramente, che è una cosa che merita un applauso di qua alla luna e ritornare. Grazie da Sicilia Cori mio, grazie veramente con tutto il cuore. Non so se ti hanno detto che questo non è un libro, è una torta. Allora, dopo aver sentito la lirica dialettale che è stata declamata dal signor Ciccio, il nostro affettuosissimo amico, me lo chiamo così, signor Ciccio, desidero presentarvi un'altra persona che vuole esibirsi davanti alle nostre telecamere, ma non per una sorta di esibizione per superbia, no, ma semplicemente perché vuole anche lui contribuire alla festa di San Giuseppe con dei versi. Il signor D'Accorsi Gaetano tra di noi, con una lirica dialettale dal titolo? Semmai ce l'avesse il titolo. Ce l'ha il titolo. Ma non lo ricorda? No, lo ricordo. Ah, e allora lo dica, anzi, lo sa cosa le dico? Avanti con la poesia. Va bene. Se silenzio facite e ascoltate tutta mia, sogno certo che sbalordite di sta lunga poesia. Quando lo pedin di lo scalone mesi, San Giuseppe me lo disse trase. Cadinda trovai l'altare consato per bene, torneato di maritati e signorine. In questa casa l'altare c'è consato per San Giuseppe che lo patramato, e ogni anno da tutti i quartieri a Leon Vorti ci congiano l'altare. Io sogno quello che faccio domani e ve lo dico a tutti nichi e ranne. Davanti a San Giuseppe tutti pare, la croce assieme a fare.
Non abbiamo fatto la croce piano piano, abbiamo nominato il Padre Supremo. L'ultima cosa disse così sia, viva Gesù, Giuseppe e Maria. Ora che abbiamo fatto la croce tutti pari, una bella poesia ad ascoltare. Veramente una... Senti che... Vitti una crozza soprano cantoni e questa crozza mi si a parlare e da mi rispondi io